cosa non funziona e cosa può essere migliorato nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la piccola e media impresa, anche con la grande impresa. Cosa si deve dire a proposito? Io posso rispondere quale imprenditore che sono stato per anni e che ancora sono, pur non gestendo più le aziende che ho gestito fino a 2 anni fa. La pubblica amministrazione in Italia è un serio problema, un problema che molto spesso si dice inefficiente. La parola inefficienza potrebbe voler dire 2 cose: che il sistema è inefficiente, pensiamo ad esempio anche al sistema giudiziario, o che sono inefficienti i dipendenti della pubblica amministrazione. Io ritengo che pur avendo, come in tutte le imprese, anche la pubblica amministrazione è un'impresa e magari fosse gestita come impresa privata, ma non perché il privato è meglio del pubblico, perché in questo caso ci sono veramente anche inefficienze di gestione. Io ritengo che il 2/3 dei problemi, se non anche i 4/5 dei problemi, siano legati al sistema, quindi ai lacci, ai lacciuoli, alle procedure, ai moduli, alle richieste che devono essere fatte da un imprenditore per avviare un'impresa e anche per continuare a gestire. Il problema del personale è un problema serio che però inquadrerei, magari poi ne possiamo parlare più avanti, anche in un discorso di gestione, cioè nella totale incapacità che ancora oggi ha la pubblica amministrazione di delegare la gestione, così come la si delega nelle imprese private, ai manager. Questo cosa significa? Significa che un manager riceve una delega di gestione, riceve degli obiettivi di risultato, su questi è valutato e lui ha la piena responsabilità e quindi anche possibilità di gestione. Gestire persone vuol dire premiarle, ma vuol dire anche, tra virgolette chiaramente, punirle, cioè intervenire con delle sanzioni nel momento in cui la persona non risponde in maniera positiva a quelli che sono gli stimoli e gli obiettivi che gli vengono dati. Quindi è una questione anche di progettualità nel lavoro all'interno. È una questione di legge, se pensiamo a quante leggi abbiamo, no? Penso che se ci compariamo ad altri stati europei probabilmente abbiamo un numero di leggi che sono enormemente superiori e non è detto che la quantità significhi qualità, ma significa solo burocrazia. La parola burocrazia non è una parola negativa. Se pensiamo alla Francia, no? Dove c'è uno Stato fortissimo, lo è sempre stato, e c'è uno Stato organizzato, direi, non dico alla perfezione, ma molto meglio del nostro, è uno dei punti forti del sistema francese. La parola burocrazia, quindi voglio dire la capacità di far sì che vengano gestiti da persone quelli che sono gli interessi pubblici e comunque tutti i rapporti che ci sono tra privato e pubblico, è una parola positiva. Da noi la parola burocrazia ha preso il significato di una parola negativa. Questo perché? Perché chiaramente impone dei pesi, dei vincoli che non sono assolutamente necessari per lavorare meglio, ma che fanno solamente perdere tempo e spendere denaro. Ora, abbiamo numerosi commentatori, anche abbastanza conosciuti nell'ambito dei media italiani, che sostengono che noi abbiamo come problema fondamentale il fatto di avere troppo Stato, un'eccessiva presenza dello Stato nell'economia, che imbricherebbe appunto determinati mercati, determinati settori e soprattutto, cosa che anche smentita dai dati, abbiamo avuto un aumento progressivo e spropositato della spesa pubblica. Su questo punto ci sono dei dati che negli ultimi 10 anni dimostrano chiaramente che la nostra spesa pubblica si è mantenuta a ridosso della media dei paesi europei. Però è possibile dire che abbiamo troppo Stato nell'economia italiana? È veramente questo il problema? Dipende cosa significa troppo Stato. Quando diciamo troppo Stato dovrebbe significare lo Stato che in qualche modo gestisce attività di tipo privatistico, cosa che penso negli ultimi 20 anni si è ridotta in maniera significativa. Basta pensare al sistema bancario, che una volta era completamente pubblico e oggi è praticamente gestito con voglio dire, tecniche che non sono più legate a una gestione statale, ma sono più legate
o maggiormente legato alla gestione privata. Quindi lo Stato ha in qualche modo ridotto la sua presenza, pensiamo all'IRI, no, che c'era fino quando Prodi era presidente dell'IRI, quando lo Stato interveniva per salvare aziende decotte, cosa voglio dire che poteva essere da un certo punto di vista corretto nel momento in cui l'azienda fosse stata strategica per un paese, ma normalmente era sbagliato perché si tenevano in piedi aziende che erano già praticamente fallite, spendendo il denaro di tutti i cittadini. Quindi oggi ritengo che lo Stato non sia, quella presenza dello Stato non sia soverchiante nell'economia del paese. Ritengo che se, come diceva Rosario, andiamo a paragonare quelli che sono i costi del nostro welfare in generale, no? Della spesa pubblica, che sono rivolte all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, eccetera, eccetera, non siamo assolutamente superiori agli altri. Qual è il problema? È che molto spesso, come dicevo prima, nella pubblica amministrazione, la gestione è una gestione inefficiente. Cioè si può certamente fare molto meglio con le stesse risorse, o magari anche investendo di più, ma facendo sì che ci sia veramente un management capace di tagliare gli sprechi. E gli sprechi ce ne sono tanti. Gli sprechi non vogliono dire ridurre i posti letto in un ospedale o chiudere gli ospedali che sono all'avanguardia. Quello vuol dire massacrare lo Stato sociale e ridurre ancora di più in miseria chi oggi non ha i soldi per potersi permettere un'assistenza privata. Quindi stiamo molto attenti quando diciamo dobbiamo tagliare. Certo, io dico più che usare il termine tagliare, dobbiamo migliorare, rendere più efficiente i servizi dello Stato verso i cittadini e quindi probabilmente potremmo anche incrementare gli investimenti, basta pensare alla scuola, alla ricerca, all'università, dove abbiamo tagliato, mentre dobbiamo incrementare. Più che agire quindi sul personale, è chiaro che bisogna agire anche forse sulla quantità e sugli stipendi dei dirigenti, anche sul metodo di selezione e di valutazione dell'operato, o sbaglio? Assolutamente sì, basta selezioni loro. Abbiamo detto tante volte come IDV che uno dei punti dove è possibile recuperare alcuni miliardi di euro è la parte, diciamo, che è inerente alle retribuzioni e alle pensioni, alle retribuzioni dei dirigenti statali, alle pensioni dei dirigenti statali, che voglio dire, basta pensare anche ad un Amato, no? Che si dice porti a casa tra tutti gli incarichi che ha avuto, se non erro, ma lo dico con beneficio inventario, che vi posso anche tagliare, tra 20 e 30 mila euro al mese. Allora, se riteniamo che questo sia giusto, poi mi sembra di ricordare che in una trasmissione lo stesso Amato disse ma queste sono leggi dello Stato, non le posso cambiare io. Io ritengo che in un momento di grande difficoltà come questa, ma poi torniamo sull'argomento perché qui ne stiamo uscendo un attimo, un governo efficace possa anche per decreto dire che comunque non devono esserci pensioni e retribuzioni che superino una certa soglia, che comunque è una soglia di grande vivibilità, perché basta paragonare all'operario che porta a casa 1.000 euro al mese o che è in cassa integrazione, o che è in mobilità o che è stato licenziato, capiamo subito che probabilmente con 3, 4, 5, 6, 7 mila euro netti al mese si possa vivere in maniera più che dignitosa. È chiaro. Ora abbiamo dunque in Italia anche un problema molto, molto immediato e molto serio, un'infinità di piccole e medie imprese che stanno chiudendo ogni giorno, sono notizie quotidiane, anche imprenditori che sono in preda al panico, alcuni arrivano addirittura al suicidio. Ora, che cosa è possibile fare immediatamente, anche dal punto di vista strettamente politico? Che cosa deve fare un governo all'indomani del 25 febbraio per arginare la distruzione del nostro tessuto di piccole e medie imprese che rappresenta la vera ricchezza dell'Italia, il 76% del... Ma io vorrei rimanere sul discorso di oggi, che è quello della pubblica amministrazione, poi magari possiamo anche allargarlo, però rimanendo sulla pubblica amministrazione c'è un problema serissimo che tutti conosciamo, quello dei pagamenti. È chiaro. Pagamenti che con il decreto legge dal 1 di gennaio di quest'anno dovrebbero essere 30 giorni
tra la pubblica amministrazione e imprese private, massimo 60 giorni nella sanità e 30 giorni tra le imprese private. Siccome la realtà di oggi è tra 180 e 270 giorni il pagamento, i tempi medi di pagamento, ma si arriva anche ad anni, potete immaginare che un imprenditore, voglio dire, che non riceve i soldi che devono uscire dalle fatture dal lavoro fatto, col sistema bancario che c'è oggi è chiaro che ha una sola via di uscita, quella di chiudere l'azienda o di fallire, perché nel momento in cui non c'è più liquidità e il flusso di cassa è negativo, non si va avanti. Lo Stato è intervenuto con un decreto che, voglio dire, se posso esprimere in maniera anche forse un po' esagerata, è abbastanza ridicolo, nel senso che si fanno dichiarazioni di principio che hanno certamente un senso, ma nel momento in cui lo Stato ha sempre pagato, la pubblica amministrazione ha sempre pagato, come si suol dire, babbo morto, cioè quando poteva, quando voleva, e oggi deve pagare a 30-60 giorni, voglio dire, o i soldi c'erano e le casse erano piene di soldi, allora bisognerebbe prendere qualche dirigente della pubblica amministrazione e sbatterlo fuori, perché, voglio dire, ha fatto fallire delle aziende ed è pienamente responsabile, oppure i soldi non c'erano. Se i soldi non c'erano, o qualcuno glieli dà e li ha già dati, perché è dal 1° gennaio che si è partiti, oppure si continuerà come prima. Quindi questo è uno Stato che fa dichiarazioni di principio e dietro le quali non c'è assolutamente niente. La stessa cosa è quello che si dice sull'evasione fiscale, dove si continuano a fare quelle dichiarazioni di principio e poi non ci sono assolutamente delle prese di posizione attuative per far sì che la evasione fiscale, l'illusione fiscale o comunque tutto quanto deriva dalla corruzione possa essere in qualche modo arginato. Noi abbiamo delle proposte che potrebbero portare dei risultati, non dico immediati ma quasi. Delicare dei pagamenti della pubblica amministrazione occorrono, se si vuole arrivare a 90 giorni, basta fare un calcolo matematico banalissimo, 90 miliardi cash che devono essere dati alla pubblica amministrazione, che dovevano essere dati alla pubblica amministrazione entro il 31/12 dell'anno scorso. Qualcuno mi dica che dovevano prendere 90 miliardi. Poi è vero, c'è un altro modo, che è quello di scontare questo su tutti quelli che sono gli oneri contributivi e fiscali che un'impresa ha verso lo Stato. Cioè praticamente se io devo 300.000 euro allo Stato di fiscalità in tutte le sue forme e lo Stato mi deve 300.000 euro, o la pubblica amministrazione mi deve 300.000 euro di pagamenti, io posso in qualche modo andare a compensare le due cose. Ma prima deve servire una certificazione che ha comunque un problema burocratico, quindi mi chiedo di nuovo la burocrazia, quando questi poveri imprenditori disgraziati, tra virgolette, riusciranno veramente ad essere pagati in tempi normali. Ora, abbiamo una domanda su Twitter da parte dei nostri web spettatori, diciamo, e ci scrive Mattia Marinetti una ricetta per capire dove possiamo trovare realmente, dove possiamo realmente usare una volta per tutte, soprattutto al centro-sud, i fondi europei destinati allo sviluppo e mai completamente utilizzati, e che loro possono avere i giovani in tutto questo. Allora, intanto do un'informazione: sabato prossimo qui in sede ITV a Roma, noi del Dipartimento Nazionale Economia e Finanze assieme all'onorevole europarlamentare Nicolò Rinaldi abbiamo organizzato una giornata di euroformazione sui fondi europei. Questo perché? Perché noi come Imprese Italia utilizziamo 2/3 e non di più dei fondi che ogni anno vengono erogati al nostro Paese per la ricerca e sviluppo. 1/3 praticamente rientra in Europa, non utilizzato da imprese italiane, e viene utilizzato chiaramente da altri paesi. E questo è veramente qualcosa di assurdo, nel senso che oggi che le banche non ci supportano anzi come imprenditori, è un lapsus freudiano, e che quindi ci manca la finanza per fare ricerca e sviluppo, rimandare indietro denaro contante fresco che ci arriva dall'Europa mi sembra veramente quasi
un switch. Esattamente. Che cosa dobbiamo fare? Beh, intanto intervenite a questa giornata di formazione, se volete, come imprenditori sabato prossimo. Sarà una giornata che parte dalle 10 del mattino fino alle 6 di sera. Ci sarà un esperto formativo qui in sede a Roma, qui nella sede di Roma. Seconda cosa, come si può fare? Bisogna saperlo fare e noi lo insegniamo. Assolutamente, bisogna che gli imprenditori comprendano dove andare a vedere i bandi, quindi dove trovarli, e che si facciano aiutare assolutamente, perché in Italia abbiamo il 99,9 di piccola impresa. Piccola impresa vuol dire che la piccola media impresa, ma la piccola impresa è assolutamente, voglio dire, maggioritaria all'interno delle piccole imprese, quindi 3, 5, 10 persone che non hanno né la struttura né la capacità di arrivare. Allora, ci sono moltissime società di consulenza in Italia che danno la loro consulenza e anche veramente, lo dico perché le ho utilizzate, estremamente qualificate in tutte le regioni, che possono affiancarvi nel darvi l'informazione e nel gestirvi tutta la pratica dei vostri progetti innovativi. Non dovete, se sono società serie, non dovete sborsare nulla. Il loro fee, diciamo, quindi la loro tariffa, il loro compenso sarà pagato in percentuale sulla base di quello che voi riceverete al momento in cui avrete avuto approvato il vostro progetto e ci sarà l'erogazione del finanziamento. Quindi è fondamentale che vi informiate su questo e anche se non potete venire ora, fatelo. Dei finanziamenti europei. della Commissione europea. Assolutamente sì. Esattamente. E lì ora naturalmente queste occasioni come quella del sabato prossimo sono fondamentali. Ora noi abbiamo anche un'esperienza diciamo, che riguarda i finanziamenti per le attività culturali, noi come movimenti, associazioni, come tanti attivisti che ci chiedono ma come funzionano questi finanziamenti. C'è un problema anche di mentalità, diciamo, e una difficoltà intrinseca nello strutturare dei progetti che abbiano una propria completezza al di là dell'attività ordinaria dell'azienda, se vogliamo, no? Ecco, se c'è anche questo problema. Sì, il problema c'è, questo però voglio dire diventa un problema che deve per forza essere risolto dall'imprenditore, nel senso che poi c'è il discorso facciamo magari subito dopo dell'università e quindi il collegamento con le facoltà tecnico-scientifiche che sono appunto presenti o che possono dare un aiuto, anche se anche qui voglio dire purtroppo bisogna aprire una parentesi non proprio positiva perché le università fino ad oggi sono state dei centri, anche quelli di potere, dove era difficile entrare, era difficile dialogare e non si sapeva assolutamente poi neanche a che porta bussare. Però insomma il discorso è l'imprenditore oggi su questo argomento ha a mio avviso una grande responsabilità, che è quello di non aver voluto crescere, di non aver deciso di crescere negli anni assieme anche ad altre imprese, quindi di non aver assolutamente avuto la volontà di fare rete. In altri paesi ci sono mediamente aziende molto più grandi delle nostre e questo facilita queste imprese nell'ambito dell'organizzazione, nell'ambito dell'internazionalizzazione, nell'ambito della ricerca e sviluppo, nell'ambito della finanziarizzazione delle imprese, nell'ambito dei rapporti col credito, con le banche. Tutto questo noi non l'abbiamo, dico noi perché io mi sento imprenditore, non l'abbiamo fatto in passato e oggi ne paghiamo probabilmente, voglio dire, pesantemente l'impatto negativo. C'è ancora tempo, sì, però i tempi, vista la situazione, stanno diventando strettissimi. Quindi un suggerimento che do ai piccoli e medi imprenditori è senz'altro voi avrete rapporti legali, interessi comuni con altre aziende, unitevi a quelli, perché veramente in questo caso si può concludere dicendo che piccolo non è più bello e l'unione fa veramente la forza. E questo sicuramente è una delle storie da intraprendere. Ora, un altro elemento essenziale, ora che cosa può fare un governo o una regione, diciamo, che cosa può fare un governo o una regione per promuovere un'azione di aggiornamento degli imprenditori, di formazione delle imprese? Allora, anche è possibile, certamente è possibile, basta volerlo. Noi come Italia dei Valori abbiamo sempre detto che uno dei punti deboli del nostro Paese è la provincializzazione o la regionalizzazione di tutti gli interventi dello Stato. Siamo troppo capillari
il che da una parte potrebbe essere anche bello, ma dall'altra parte rende in qualche modo disorganici gli interventi che vengono fatti a livello paese. La piccola e media imprenditoria deve assolutamente essere supportata anche con dei piani di formazione, dei mini master, qualcosa che aiuti l'imprenditore e il management dell'impresa a capire molto meglio dove sta andando il mondo e in qualche modo si può combattere questa battaglia, che è una battaglia anche per la sopravvivenza non solo della singola impresa, ma del sistema impresa Italia. E quindi un paese organizzato dovrebbe strutturarsi per gestire a livello centrale, poi chiaramente demandando a livello regionale e provinciale, una campagna di formazione però standardizzata, perché i problemi che comunque ha la piccola impresa nel senso di cognizione di come fare management, di capacità di fare management, è uguale a Reggio Calabria ed è uguale a Milano. Se si deve fare marketing è la stessa cosa, il significato è lo stesso. Se si deve fare internazionalizzazione i metodi sono gli stessi. Se si deve fare ricerca e sviluppo i metodi sono gli stessi. Se bisogna fare una gestione corretta delle risorse umane i metodi sono gli stessi. Quindi standardizzare e poi arrivare con dei finanziamenti significativi a livello regionale e provinciale e soprattutto cercando di controllare che le società che poi faranno formazioni siano non delle società dove il denaro viene rubato, perché molto spesso è così, ma delle società altissimamente qualificate. E questo senza alcun dubbio. Diciamo che qui è auspicabile anche un piano nazionale per favorire le reti di impresa, insomma. Lì ci sono poche risorse, come dicevo io, purtroppo noi facciamo sempre le nozze con i fichi secchi. Allora, se riteniamo che le risorse che dobbiamo dare agli imprenditori, e comunque voglio dire, qui sfondo una porta chiusa, non aperta, nel senso che è l'imprenditore che deve saper fare rete, indipendentemente dalle risorse che ci mette lo Stato, perché se l'imprenditore non vuole fare rete, la sua mentalità è di rimanere piccolo e brutto, non piccolo e bello, non farà mai rete. Lo Stato gli darà delle agevolazioni, lui le prenderà per fare qualcosa e poi comunque tornerà a fare quello che faceva prima e tornerà a farlo come lo faceva prima. È la mentalità, è la cultura che deve assolutamente cambiare. Poi dobbiamo dare anche risorse, questo sì, però prima di tutto è la cultura che deve cambiare. Allora, posso fare un esempio? Leggevo qualche settimana fa, ed è veramente una cosa macroscopica, cioè mi ha lasciato, come si suol dire, non so se è un termine, certamente non è italiano, adesso dire basito, cioè mi ha lasciato stupefatto e perplesso. Ho letto, ma sul Sole 24 Ore, non sono qui il Corriere dei Piccoli, che la Germania esporta nel settore agroalimentare, dove in teoria uno dice formaggi, olio d'oliva, pasta, eccetera, noi siamo l'eccellenza nel mondo, ed è riconosciuta questa, non superarsi, la Germania esporta il doppio. Motivazione qual è? Risposta semplicissima: ci sono nel settore agroalimentare aziende che hanno mediamente dimensioni 3-5 volte le nostre, cioè hanno fatto rete negli ultimi 10 anni e con la forza della rete sono riusciti a prendersi l'export. Una piccola azienda nostra che produce olio in Puglia e che ha magari 5 dipendenti, come fa a capire che cosa deve e come deve organizzarsi per esportarlo a livello mondiale? Non ce la farà mai. E questo mi sembra qualcosa di eclatante, cioè noi veniamo superati in un settore che tradizionalmente è nostro. Ora, questo sicuramente. Ora io se vedremo anche un po' cosa succede qui, cosa ci propongono qui su Facebook. Mi sono un attimo, scusate se sono un attimo guardo in più direzioni. Noi abbiamo delle proposte molto esplicite anche da parte di fermare il declino, ad esempio, no? Il movimento che noi non condividiamo per diversi motivi, ma entriamo prima a entrare nel merito. Qualcuno dice sostenere i livelli di reddito di chi momentaneamente perde il lavoro, anziché tutelare il posto di lavoro esistente o le imprese inefficienti. Ora, in questa concomitante affermazione, sfonda una porta aperta. Sfonda una porta aperta. Noi siamo, con il nostro programma di Italia dei Valori, estremamente favorevoli a togliere quegli aiuti, quei sussidi
che vengono dati ad aziende, scusate il termine, ma si chiamano così purtroppo dentro. Cioè quelle aziende che stanno in piedi non perché c'è una sana organizzazione, una sana strategia di prodotto mercato, una sana gestione e una sana e forte e intelligente capacità imprenditoriale, ma per gli aiuti cosiddetti di Stato, che siano provinciali, regionali, statali. Questo è sbagliato, perché comunque a quell'azienda allunghiamo l'agonia, buttando via soldi, ma prima o dopo morirà. Allora è giustissimo quello che dice salvare il declino, dobbiamo assolutamente tutelare chi perde il posto di lavoro, senza ancora degli interventi precisi, voglio dire, mentre dobbiamo, purtroppo, e speriamo che ce ne siano sempre meno, ma lasciare morire le aziende che non sono capaci di fare sano questa è la parte corretta. Ora, uno dei problemi che emerge è anche come tutelare il lavoratore, perché possiamo affermare che la tutela del lavoratore passi per una diminuzione di chi ha troppe garanzie e una tutela dei più giovani che in teoria hanno meno garanzie. Cioè, è giusta la tesi dello scambio generazionale tra le tutele, oppure il problema vero è tutelare il lavoratore e rivolgersi ad altre problematiche? Cioè, funziona questo scambio generazionale oppure no? Ma io ritengo che togliere comunque a chi ha avuto qualcosa, perché poi insomma si diceva il nostro articolo 18. L'articolo 18 è un falso problema, ormai lo dicono anche gli imprenditori o le associazioni di categoria più retrivi e più di destra, no? Non c'è chiaramente un imprenditore straniero che è venuto a investire in Italia perché abbiamo modificato l'articolo 18. Addirittura, voglio dire, stiamo intervenendo e quella è la parte così forse un po' così, come si può chiamare, non so, shock di chi pensava di attrarre investimenti dall'estero mettendo queste clausole nell'articolo 18 e riducendo in qualche modo la protezione del lavoratore. Ma quello che è assurdo è che un'impresa che voglia in qualche modo buttare fuori qualche lavoratore che non è inefficiente, non è scorretto verso l'impresa, non si comporta male, ma in qualche modo disturba perché ha magari idee differenti, perché magari fa parte del sindacato e così via, oggi lo può fare ricorrendo a una compensazione economica, anche se il licenziamento viene dichiarato dal giudice un licenziamento che è privo di giusta causa giustificato passivo. Questo è assurdo, è ridicolo, non abbiamo combinato nulla e abbiamo dato in mano a quegli imprenditori e penso e spero che siano molto pochi, insomma, no? Che vogliono approfittarsi di regole del genere per discriminare le posizioni e le idee politiche fatte. Allora possiamo dire che il problema non è solamente tutelare il lavoratore che perde il lavoro, ma anche impegnarsi in un piano di occupazione che sostenga le tutele. Anche qui per aumentare il lavoro giovanile. In Germania dagli anni 2000, aveva una situazione, la precarizzazione paga? No, assolutamente, non paga perché comunque è un costo, voglio dire, quindi anche qui per aiutare i giovani. Oltre a una questione sociale drammatica, perché abbiamo giovani che non possono progettare. Noi abbiamo oggi una legge che dice che fino a 30.000 euro di fatturato, no? 30.000 euro si paga solamente, mi sembra di ricordare, il 5% della tassa fissa. Ora io dico, potrei anche sbagliarmi, però mi sembra che siano questi i limiti. Io ritengo che per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e l'imprenditoria dei giovani, che all'inizio ce n'è tanta, dobbiamo fare di più, dobbiamo dare di più. Dobbiamo dire che per alcuni anni e fino a livelli di fatturato molto più alti, il giovane che parte, il giovane, ma potrebbe essere anche non il giovane, la nuova impresa insomma che parte, no? Deve essere o deve avere una situazione di fiscalità che è estremamente incentivante per alcuni anni, i primi 3, 4, 5 anni. A questo punto dice sì, ma però poi non si pagano le tasse. Ma se non facciamo così, l'alternativa qual è? Che l'impresa non paga, le tasse non le pagano in ogni modo, o lo stesso, e comunque abbiamo una persona a carico della comunità, perché il giovane comunque è un peso non perché è un peso disgraziato, nel senso che non ha lavoro, che si demotiva sempre di più e diventerà veramente un peso per la società. E invece facendo l'opposto, quindi dando la possibilità di partire su nuove imprese, di farlo con degli spin-off,
di seguire queste tante iniziative. Io sono convinto che potremmo ridurre, non dico in maniera significativa, ma comunque in maniera abbastanza si potrebbe notare insomma, questa riduzione di disoccupazione femminile, giovanile, ma anche in generale, dando la possibilità di investire in nuove intraprese, di avere una fiscalizzazione tendente a zero per i primi 3-5 anni fino a fatturati molto più alti dei 30.000 euro. Quindi dando grosse agevolazioni. Questo non paga, ma pagherà nel futuro e paga a livello sociale in maniera enorme. Oggi noi facciamo sempre i conti senza valutare cos'è l'aspetto sociale, che non ha chiaramente nella contabilità di un'azienda un peso preciso, no? Ma gente, giovani, donne, anziani, persone che voglio dire, hanno anche un'età di 40-50 anni, che vengono buttati fuori dal mondo del lavoro, sono un peso forte della società per la società, sono un peso sociale notevole che poi si trasformerà prima o dopo anche in problemi di, voglio dire, non voglio dirlo, mettiamolo così. Esatto, ma speriamo non succeda. Speriamo di no. Ora, un altro, quindi per voler approfondire meglio il punto, esatto, approfondiamo meglio questo punto e anche concludendo, noi non abbiamo solo da sostenere il reddito di chi perde lavoro, ma anche abbiamo il problema di creare lavoro, cioè anche questo punto sostenendo le imprese, facendo in modo che non chiudano, ad esempio, oppure con un piano di servizi e di ulteriori da parte dello Stato. Però c'è anche il problema di misure importanti dal punto di vista del welfare come quella del reddito minimo, che noi potremmo introdurre proprio per stimolare la domanda. Questa è una questione che ci pone in forte contrapposizione anche con l'appello di fermare il declino, che è vicino a una determinata parte del Partito Democratico, possiamo dire. E invece la questione del reddito minimo, che è uno dei temi che saranno anche al centro della campagna elettorale di rivoluzione civile. Come va affrontato questo tema? Come è possibile sostenere la domanda? È uno degli strumenti per sostenere la domanda aggregata, per sostenere i consumi, per sostenere anche i giovani. Ma certamente per sostenere i consumi sì, adesso mi è difficile fare una valutazione diciamo solo economica, perché poi c'è il discorso dell'aspetto sociale che ha un suo peso e un suo costo che è difficile da determinarlo, bisognerebbe determinarlo e considerarlo nel calcolo. È chiaro che se lo Stato interviene con un reddito minimo su tutti quelli che perdono il lavoro, quelli che non ce l'hanno, con chiaramente poi definendo regole precise, perché poi voglio dire, se no si arriva al... Sono dei momenti ben precisi, la Svezia, esattamente. Il pomo delle regole. Noi abbiamo una mentalità, un modo di fare che è diverso chiaramente da quello dei paesi scandinavi, noi tendiamo sempre ad approfittare di certe cose, no? E quindi voglio dire, non vorrei mai pensare che di fronte a un reddito minimo uno dice vabbè, è meglio perdere il lavoro così prendo un reddito minimo. Lì la chiave è la tempistica. Certo, è la tempistica, però voglio dire, noi purtroppo, è come sulla evasione fiscale, tutti ne parlano, nessuno vuole assolutamente fare nulla perché ci è in qualche modo comodo, no? Avere un sistema che funziona in questo modo. Allora, grande attenzione a introdurlo, certamente per i vantaggi, perché nel momento in cui una persona che senza reddito ha un reddito minimo ricomincia a spendere e rimette in un circolo diciamo, positivo, virtuoso, quel denaro che gli viene dato dallo Stato o comunque da enti in qualche modo assistenziali. Quindi rimette questo, fa ripartire in qualche modo la spesa e si riparte con un circolo virtuoso. È chiaro che diverso è il lavoratore dipendente che viene pagato da un'azienda, che produce per quell'azienda privata, che vende a sua volta all'azienda dei beni e dei servizi, diverso è dire un lavoratore che viene pagato dallo Stato, quindi in primo momento va a aumentare chiaramente la spesa pubblica, se non consideriamo il costo sociale, dopodiché la spesa pubblica dovrebbe ridursi perché c'è questo immettere o rimettere quanto ricevuto in circolo nel commercio e quindi nella spesa di tutti i giorni. Il problema è che la bilancia non è certamente positiva, nel senso in cui io do 500, 700, 800 euro alla persona che ha perso il lavoro,
non recuperano 100 euro al mese da tutta la tassazione che avviene per i prodotti che io vado ad acquistare in più. Quindi è chiaro che una parte la recupero, una parte dovrei comunque considerarla come recupero di costi sociali che non avrò, pensiamo comunque anche alla cassa integrazione o altri costi che ci sono, però è chiaro che tutto questo va gestito con grande accortezza, perché non dobbiamo comunque mai dimenticare il nostro debito pubblico, che non è una bestemmia, è lì, c'è, forse sarà meglio non farlo crescere troppo, però voglio dire, neanche spaventarci troppo del debito pubblico, nel senso che è certamente un mattone pesante che abbiamo sul capo. Ricordiamoci che ci sono altri paesi, come ad esempio il Giappone, che ha il 240% di rapporto debito-PIL. Con questo non voglio dire che sia positivo avere il 120, però attenzione a come si è creato e come dicevamo anche in altre occasioni, la qualità del debito. Sì, anche perché basta fare quello che andiamo verso la conclusione, un calcolo semplicissimo: noi evadiamo imposte per un ammontare totale di imponibile di circa 350-400 miliardi all'anno, più 60 miliardi di corruzione, più altri 50-60 miliardi che sono legati, diciamo, alle mafie, alla malavita, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere questi, prendiamo in considerazione solamente l'evasione fiscale. C'è un mancato gettito, lo dice l'Istat, non lo diciamo noi, di almeno 120 miliardi all'anno. Allora, 120 miliardi all'anno, io dico che un governo serio e intelligente e capace ne può recuperare in tempi abbastanza brevi, con degli interventi drastici, perché poi apro una parentesi, però che parliamo di evasione fiscale, tutti diciamo dobbiamo assolutamente abbatterla. Poi quando interveniamo, vogliamo intervenire con dei metodi che sono anche drastici, perché di fronte a un problema del genere bisogna essere assolutamente drastici, se no rimarrà così come è così da decine di anni. Tutti dicono no, gridano lo scandalo. No, assolutamente no. Qualcuno ha anche detto, non noi, dobbiamo mettere in prigione gli evasori. Si sono tutti ribellati, perché dicendo che chi l'ha detto è chiaramente un giustizialista. In America fanno la stessa cosa, Al Capone è stato arrestato per evasione fiscale. Allora, voglio dire, è così scandaloso? Oppure, lasciamo perdere adesso la carcerazione, ma intervenire su un problema che è vitale per il futuro del nostro Paese non deve comportare degli interventi drastici? Io dico di sì, e se un governo li vuole fare, vuole intervenire, può ridurre il nostro debito di almeno 20, 30, 40, 50 miliardi all'anno. Se l'avessimo fatto da 10 anni, noi avremmo un rapporto debito-PIL inferiore al 100%, e quindi saremmo nelle stesse condizioni della Francia e vicini anche all'Inghilterra, alla Spagna e Premesso che fare debito come fare investimento in un'economia sana è assolutamente sì, pensiamo alle grandi opere, esatto, no? Che non facciamo perché non vogliamo intervenire. Ma da una parte dobbiamo tagliare il debito lavorando sul recupero chiaramente di tutti i costi inefficienti, non di quelli importanti per il Paese, dove bisogna intervenire per investire, ma le inefficienze sono tantissime. I costi della politica, la mala sanità, anche che si è detto, gli acquisti centralizzati a livello nazionale, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però dobbiamo assolutamente investire per far ripartire l'economia. Basta dire le grandi opere per il risanamento del territorio e mettere in sicurezza il territorio italiano. Qualcuno ha scritto che ci dovrebbe essere un grande piano di 50 miliardi. Per qualche conto banale che ho fatto, mi risulta che sia più del doppio l'investimento necessario, perché poi ci sono anche i privati, perché crollano anche le case dei privati, non crollano solo gli ospedali e le scuole, e quindi se solo qui si volesse nel giro di 5, 6, 7, 10 anni intervenire, basterebbe mettere 10, 15 miliardi all'anno, e immaginiamoci quante piccole e medie imprese potrebbero ripartire, specificando, sottolineando che poi vanno pagate. Chiaramente. Allora, io credo che abbiamo illustrato alcuni temi principali sui quali l'Italia dei Valori darà un contributo essenziale anche al programma di rivoluzione civile mista in Broglio per le elezioni che si svolgeranno tra meno di un mese, e noi continuiamo sempre ad approfondire questi temi, a farne non solo
terreno di battaglia elettorale, ma anche terreno di confronto e approfondimento. Ci vedremo per la prossima puntata di Bocconi di Economia anche con Fernando Melloni, che oggi non è potuto essere presente per alcuni problemi di spostamento.